dato il cuore. Il presidente Scopelliti, ospite di Articolo 21 quest'oggi, tra poco sarà in studio con noi, sta arrivando, è arrivato in questo momento il presidente Scopelliti, lo facciamo accomodare e microfonare. Poco fa abbiamo presentato 3 minuti di immagini che abbiamo fatto vedere le parti d'ospedale, alcune conferenze stampa, abbiamo parlato di cittadella regionale e se il presidente Scopelliti è pronto può entrare in diretta. Presidente, buon pomeriggio in diretta ad Articolo 21, grazie, abbiamo anticipato di una settimana. Grazie, benvenuto in diretta e la ringrazio di vero cuore di aver anticipato in virtù anche della par condicio che subentra proprio dal 22, proprio per una questione anche di rispetto. In questo momento tanti sono i calabresi che ci stanno guardando e volevo dirle intanto che lei oggi ha preso la poltrona del sindaco di Cosenza, che era previsto lui ospite, quindi abbiamo anticipato, la saluta e cede volentieri il posto in merito anche ai tanti problemi che si discutono nel territorio, e lui sarà qui invece il lunedì 26 marzo, lunedì ci sarà il sindaco di Cosenza, che poi sta lavorando bene tra l'altro, da quello che sono i commenti. Molto apprezzato, quindi condiviso dai cittadini il suo impegno, insomma mi sembra anche che poi alla fine questa scesa in campo di un professionista innamorato della politica ma soprattutto del suo lavoro, questa idea di un architetto può servire a rivitalizzare e a rianimare le nostre città, quindi in questo caso Cosenza, e lui riesce a farlo molto bene. E allora, guardi, ogni tanto ci vantiamo della trasmissione e proprio oggi mi è arrivata la comunicazione sulla rivista più importante del mondo delle televisioni, si chiama 1000 Canali, non so se lei ne ha sentito parlare, credo di sì. Antonio Franco ci ha mandato un PDF dove in questo momento questa trasmissione, tra le più importanti tra le regioni calabresi, ci ha dedicato 3 pagine dove parla di Articolo 21, di questa libertà, di questa trasmissione, e quindi per un attimo vogliamo essere un po', vogliamo dire che stiamo facendo bene. Se è possibile vedere queste 3 pagine che sono dedicate interamente ad Articolo 21, visto che c'è il Presidente, 1000 Canali è la rivista più importante a livello nazionale, ha dedicato questo numero, il numero di marzo, precisamente 3 pagine ad Articolo 21. Parla della mia storia televisiva, se facciamo vedere le 3 pagine, così gli addetti ai lavori possono vederlo tranquillamente, quindi se Gariano mi mette nelle condizioni, queste sono le 3 pagine in nome dell'articolo 21 della Costituzione, un lungo articolo, se vai avanti, grazie Gariano, un lungo articolo dedicato interamente a questa trasmissione, dove descrive in nazionale la rivista, dove parla del digitale, del futuro del digitale, parla un attimo anche di quello che lei stesso, Presidente, l'altro giorno, parlando di televisione, di editori, ha dedicato interamente ad Articolo 21. Io ringrazio Antonio Franco, ringrazio la giornalista, ringrazio 1000 Canali che fa parte del gruppo Sole 24 Ore, che lei saprà benissimo, e quindi voglio dire, ogni tanto ci vantiamo anche noi. Detto questo, oggi vorrei parlare con lei, Presidente, al di là della sanità, delle tante telefonate che ci sono e molti che erano già prenotati. L'altra volta lei non è che deve andare pure oggi? No. No, oggi no. No, mi scusi, no. Visto che era... Allora, però come è andata con il magistrato? No, è andata bene? Credo che avrai apprezzato il fatto... no, sei uscito di qua, sei entrato... No, è bene. No, della telefonata sì. mia, che siccome da domani entra in campo la par condicio... Assolutamente sì. Poteva apparire anche, non soltanto ai tuoi occhi, ma anche agli occhi dei telespettatori, che io volessi, diciamo così, evitare di tornare in trasmissione. Infatti. Quindi sono stato io, questo voglio sì. No, ma ieri personalmente il Presidente... Sono stato io a chiamarti per dirti forse è bene farla oggi, che ancora siamo in una situazione, per evitare che poi magari di mettere in difficoltà sia te che la tua, diciamo così, gli editori della televisione, perché comunque in questi casi poi scattano sempre delle sanzioni, magari sanzioni o ricorsi, e quindi si entra in una situazione di conflitto. È importante perché dopo, mercoledì scorso è stato qui, quindi a distanza di una settimana. Qui. Volevo ringraziare Oldani Mesoraca, Massimo Calabrò, tutti gli amici che ci mettono nelle condizioni, ma tutto lo staff del Presidente che ha lavorato per questa trasmissione. Ieri sera Massimo Calabrò mi è passato il Presidente proprio per confermare questo mio appuntamento. Sono tante le telefonate, parleremo anche un po' di turismo, anche perché lei c'ha la delega come assessore, diciamo, alla delega al turismo, certo. E quindi ci sono tanti problemi, eventualmente ne discuteremo
subito dopo la pubblicità, perché sono tante le telefonate che sono prenotate in questo momento. Grazie. Ed eccoci in diretta, signori, approfittate di questa finestra straordinaria che ancora una volta articolo 21 porta il Presidente della Regione Calabria, Giuseppe Scopelliti, è qui con noi. Allora, intanto Presidente, come è andata la prima trasmissione, il confronto con i cittadini, riscontri da parte sua anche in merito a quello che poi valutato anche in merito alle tante chiamate? Spero bene, perché il confronto diretto attraverso la televisione sicuramente aiuta, cioè, diciamo, consente anche a chi ha ruoli istituzionali magari di poter dare delle risposte in tempo anche reale. Benissimo. E quindi sicuramente, insomma, io sono molto soddisfatto. Siamo pronti per partire con le telefonate? Siamo pronti con le telefonate, allora invito a tutti i telespettatori della Calabria, ricordiamo che questa sera ci sarà la replica alle ore 23 e quindi una buona occasione anche per seguire la replica questa sera con il Presidente. Ricordiamo che domani è giovedì e venerdì ci sarà il secondo dibattito tra Sergio Abramo e Salvatore Scalzo per quanto riguarda il candidato a sindaco. Mi ha chiamato ha chiamato la mia redazione il terzo candidato del terzo polo, Pino Celi, che vuole mettersi a disposizione dell'articolo 21 per confrontarsi e per capire cosa bisogna fare per entrare in merito a questo appuntamento televisivo. Bene, possiamo iniziare? Pronto? Buonasera, chi parla? Sì, buonasera signor Polimeni, Francesca Morabito da Reggio Calabria sono. Francesca Morabito da Reggio Calabria, buon pomeriggio a lei e tutta Reggio Calabria, prego. La domanda al sì, la ringrazio di aver dato questa opportunità di poter parlare con il Presidente, do il buon pomeriggio anche a lui. Grazie. Due piccole cose da chiedere. La prima cosa è urgentemente un appuntamento con lei. Io sono referente della Regione Calabria per le malattie rare, in quanto mio marito è un malato con febbre periodica, con una situazione molto seria. Io questo ho chiamato la scorsa settimana il signor Polimeni perché siamo onestamente arrivati al limite, anche perché abbiamo richiesto che la malattia venga inserita tra le 170 malattie rare e dopo anni e anni ancora mi scusi, siamo al punto di partenza. Da 2 anni che è stata scoperta la malattia a mio marito, dopo varie cure inadeguate che hanno portato a situazioni molto serie. Il nostro medico, le dico solo che è il presidente Raffa della provincia, caso fortuito abbiamo scoperto la malattia perché lui era già con una pericardite e quindi il cuore aperto. A tuttora io ho avuto le porte chiuse, mi creda, e un muro davanti sia per la sanità sia per l'aiuto non solo economico, ma il fatto di aver perso il lavoro sia io che lui, e avendo una famiglia con 2 figli, io mi ritrovo fino a ieri ad essere andata dalle politiche sociali ed avere sempre questa porta chiusa, perché la malattia non è riconosciuta e quindi lui non può nemmeno avere l'invalidità di un accompagnatore. Grazie, io chiedo un appuntamento al Presidente, certo. La ringrazio per questa opportunità al più presto. Certo, noi adesso tramite ovviamente la segreteria di redazione, delegata di produzione, sediamo il numero di telefono allo staff del Presidente per questa emergenza gravissima. Grazie. Pronto? Pronto? È in diretta con articolo 21. Buonasera. Buonasera. Pronto? Sì, prego, buonasera, prego. Pronto? Io la sento benissimo, prego. Sì, perché sono in un momento proprio che allora, guardi, ma c'è il Presidente Scopelliti, che io non riesco a vederla oggi. Scusi, dov'è lei? Dove si trova? No, io sono alla Lamezia, ma sto cercando di... si sintonizzi. Allora, prego, una domanda. Allora, guardi, io solo una cosa molto veloce io volevo dire al Presidente. In tutti gli interventi che noi abbiamo sentito fino a questo momento, anche l'altra volta, nessuno gli ha rivolto al Presidente una domanda molto semplice sui costi della politica. Quando io dico i costi della politica, badi bene, io non parlo dello stipendio del Presidente, che io al Presidente gli darei il doppio, io parlo di tutti coloro che vivono di politica. Ok, i posti di sottogoverno lei intende? Tutto ciò, il sottobosco, okay, capito. Che è la vera cancrena, il vero cancro
sono le regioni, i comuni e le province con questi sprechi. Okay. È inutile che noi, i Monti, ci faccia qualsiasi tipo di finanziaria, quando poi a livello regionale, a livello provinciale, a livello comunale fanno quello che vogliono. Io gliene posso dire uno: quante società partecipate abbiamo noi in Calabria? Bene. Ma così, tanto per dire. Grazie. Insomma, grazie. Abbiamo capito, grazie, velocemente. Pronto? Cercato di essere breve. Grazie, un'altra telefonata. Pronto? Grazie. Pronto? Buonasera, Buon pomeriggio. Prego, chi è lei? Sono Assuntina Evoli da Reggio Calabria.